Buongiorno e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Giallo sul lungomare Mazzini a Mazara del Valle in provincia di Trapani, dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 73 anni, originario di Misilmeri, ma residente nella cittadina del Trapanese. L'allarme è scattato intorno alle 12 di ieri, quando il corpo senza vita è stato ritrovato a pochi passi dal mare, proprio sulla riva. L'uomo indossava un costume da bagno, mentre i suoi indumenti ed effetti personali sono stati trovati in spiaggia. Un uomo di 70 anni ha dato fuoco alle sterpaglie ed è rimasto ustionato. È accaduto nelle campagne di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe versato del combustibile su un cumulo di erbacce e foglie, ma il fuoco avrebbe preso il sopravvento e lo avrebbe investito alle braccia, al petto e al viso. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il rinvio a giudizio di Francesco Sciortino, medico di base, accusato di omicidio colposo nell'ambito della morte della giornalista e insegnante Loredana Guida, di 44 anni. La donna morì il 28 gennaio del 2020 perché i medici non avrebbero diagnosticato la malaria che aveva contratto in occasione di un recente viaggio in Africa. Focolaio Covid nel reparto di cardiologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Sarebbero 5 pazienti risultati positivi al tampone, tra loro anche 3 medici e un ausiliario. Il virus si sarebbe diffuso a causa di un paziente ricoverato per patologie cardiologiche che avrebbe contagiato altri soggetti ricoverati in terapia intensiva e medici. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.